Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Correnti fredde artiche lasciano l'Italia in questi giorni con conseguente lieve rialzo delle temperature, ma su valori ancora comunque invernali, soprattutto sulla Val Padana, ove avremo però maggior variabilità e la presenza di qualche foschia nebbia sparsa al primo mattino, soprattutto lungo il Po, con temperature notiamo appunto in media quel periodo un po' dappertutto, se non però per l'arrivo di correnti più umide e dai quadranti nord-occidentali che porteranno tra lunedì e martedì qualche pioggia a carattere sparso sul basso Tirreno. In media col periodo però si manterranno le temperature, con un netto rialzo termico invece sulla Sicilia e l'Europa occidentale. Questo favorendo la discesa di una poderosa massa d'aria gelida sulla Scandinavia ancora una volta. Qui infatti è dove si insidierà l'aria fredda e dove il minimo tra lunedì e martedì si collocherà e andrà a coinvolgere soprattutto i Balcani, portando piogge proprio su queste zone, mentre avremo solo isolati fenomeni sul basso Tirreno come detto e anche qualche pioggia sulla Sardegna. Altrove nulla da fare con tanta variabilità. Ma andiamo ora a vedere l'evoluzione nel corso dei prossimi giorni tramite questa grafica. Questo è il blocco gelido sulla Scandinavia che in questi giorni tra lunedì e martedì si concentrerà sui paesi nordici e rimarrà qui bloccato. L'Italia verrà schivata da correnti polari, quindi non riusciremo ad avere temperature insomma molto sotto la media. Solo tutta l'Europa centrale e l'Europa centro-orientale risentirà di questi effetti e infatti nel corso dei prossimi giorni avremo l'arrivo di qualche nevicata a bassissima quota, ma solo sui Balcani, per un minimo che raggiungerà proprio lunedì e martedì. Qualche pioggia si verificherà anche sul comparto tirrenico del basso Tirreno e sulla Sardegna, ma come notiamo tra martedì e mercoledì rimonterà un netto campo anticiclonico, la circolazione cambierà, di conseguenza un rialzo delle temperature al centro-sud su valori sopra media, quindi per niente invernali, tra i 15 e i 18 gradi di temperatura, quindi insomma nulla di invernale. Rimarranno protagoniste le nebbie in Val Padana sia al mattino, rimarranno persistenti anche di giorno, ma ecco, questa è la circolazione, quindi correnti sud-occidentali e l'annesso collegamento con le correnti umide di matrice oceanica. Infatti questo minimo che probabilmente ci influenzerà soprattutto venerdì. Questa grafica che vi sto mostrando è quella di mercoledì, che evidenzia l'andamento termico. Notiamo che le temperature nella giornata di mercoledì, guardate, sono sopra la media del periodo, parliamo del centro-sud ovviamente. Al nord siamo ancora più o meno in media col periodo, ma guardate, nei giorni successivi le condizioni meteo saranno per niente invernali, saranno un po' più miti rispetto ai giorni precedenti. Ma guardate, dalla giornata di venerdì è possibile lo sfondamento di correnti più fredde di matrice artica. Di conseguenza queste correnti più fredde riusciranno a sfondare a causa di che cosa? A causa della rimonta di un anticiclone sull'Europa centrale, quindi connesso anche sul nord Italia, che potrà garantire un netto ritorno a condizioni stabili con annessa aria fredda, dopo però un mercoledì, giovedì e venerdì caratterizzato da un po' di instabilità. Se infatti andiamo a vedere nella giornata di mercoledì, appunto già l'arrivo nel corso della tarda mattinata e dal pomeriggio di precipitazioni sul versante tirrenico, poi anche sul nord, ma comunque a carattere sparso, sporadico, e poi insomma di precipitazioni che si andranno a concentrare poi principalmente sui Balcani, sparse sul versante tirrenico. Un mercoledì contraddistinto da della instabilità sparsa, con qualche nevicata inizialmente a bassa quota, poi insomma a quote più alte sopra i 1500 metri. Ed ecco, questa è la grafica che mostra nella giornata di venerdì una possibile formazione ciclonica, comunque ancora da valutare in quanto non sembra ancora per niente certa la sua collocazione. Ancora comunque ricordiamo, non si sanno ancora per certo gli sviluppi meteo su questa evoluzione e quindi avremo modo di riparlarne. Rimanete come sempre aggiornati.